Buongiorno Italia, da Singano con il dente appena estratto e dolorante, forse anche le tonsille che bruciano. No, ho avviato il video per farti vedere il mio vicino francese, non so, tutto chiuso, ma qua vedo un casino di ungheresi, tedeschi, francesi, e con un camion frigo camperizzato. Italia, ascolta una cosa, 18 febbraio 2021. Io, Singano, nato il 10 luglio 1982, credici o non credici, a me non cambia nulla, per la prima volta, dopo circa 38 anni, farò quella cosa che fanno tanti vecchi, ossia che quando hanno finito di mangiare praticamente sputano in un divano, in un letto e dormono. Quella cosa che tanti, per non sentirsi vecchi, tramutano con altri nomi, con degli eufemismi se vogliamo, tipo ad esempio pennica. Cos'è la pennica? La pennica è quell'atto da anziani, quell'atto che io ora proverò per la prima volta. Anzi no, voglio essere ben consapevole quando farò questa cosa. E quando farò questa cosa, quindi fra 5 minuti della pennica, mi farò un caffettino, perché voglio essere pienamente consapevole di questa cosa. È una sensazione strana, quando tipo tu hai un male, no? Se un'infezione, un mal di denti, un qualcosa, e quella cosa improvvisamente ti passa, no? Oppure quando magari sei da piccola avevi mal di stomaco, le prime balle, no? Le prime ubriacature, e tu niente, vomitavi e stavi bene, no? Dopo l'aver vomitato, dopo l'aver iniziato a star bene, tu provi quel senso di pace, no? Quel senso paradisiaco di benessere che ti portava inevitabilmente a coprirti come una copertina e a fare il pisolino. È un po' quello che sta accadendo a me, mi hanno appena estratto il dente e adesso stanno iniziando a svanire un po' i dolori. Non so quanti video continuerò a fare per le puntine, perché ti dico, devo trovare ancora qualche migliaio di euro per pagare il dentista, perché i denti da sistemare sono tanti. E quindi niente, dovrò impegnarmi sul lavoro. Come tu ben sai, le puntine del mondo sono un hobby anche molto molto costoso, perché ti porta via tanto tempo, no? Io lo faccio perché mi piace, per carità, però coi soldi che uno youtuber investe, dedica, diciamo, a fare i video, se andasse a lavorare e ci mettesse lo stesso impegno, ragazza, non ti dico quanto guadagnerebbe di più. Il discorso magari forse cambia, avendo sentito altri colleghi youtuber da 400-500 mila iscritti, quando appunto superi la soglia dei 500 mila, ok? Perché poi le visualizzazioni sono proporzionate e allora lì quello che spetta a te inizia a essere magari interessante, può essere fattibile essere uno youtuber per lavoro, altrimenti tieni conto che tu hai anche i costi, cioè tu non puoi dire guadagno 1000 euro, 2000 dalle pubblicità YouTube, ma dopo hai un casino di gasolio da spendere per girare, attrezzature, e cose che spacchi, eccetera, eccetera, cioè tantissime cose è sempre da valutare quanto viene in tasca a te, perché è da sciocchi vedere quanto uno, tra virgolette, fattura, ok? Quindi quanti soldi gli entrano, anzi no, quanti soldi gli passano. È un po' più da persone intelligenti vedere quanti soldi ti restano, quanti soldi restano a te, perché è inutile che magari a me arrivano, non so, o chi ha la partita IVA, no? Gli arrivano magari 4.000 euro, 2.500 deve pagarle di tasse, 1.000 di dipendenti, 5.000 di affitti e robe varie, e lui restano 20 euro, quindi sì, chi se ne frega, cioè se io guadagno 4.000 euro al mese, se poi me ne restano 20, hai capito? È un po' il discorso anche degli youtuber, insomma, ecco. È un hobby molto bello, a volte rilassante, a volte remunerativo in termini di soddisfazioni, però non ce lo si può permettere più di tanto. Lo-fi한 음악과 너의 멜로디 난 거기에 맞춰 춤을 추었지 낮에서부터 밤이 흘러가듯이 난 너를 따라서 흘러가겠지. Ok, ho provato questa esperienza di sta pennica, o è il dente che mi fa male o mi fa il mal di testa, non so se è proprio una cosa buona. Che bello.
quando sei lì che muori tra raffreddore e tutto, e insistono per portarti fuori al bar. Una botta di vita, una passeggiata, un po' d'aria buona, sana, di Sì, mare. è la spinta, sai, quando ti trovi giusto tra un piede nel baratro e l'altro sulla banana. Cosa ti sto facendo l'aereo solo, tutte le cure da Povero figlio. e stanno facendo effetto. Povero. 듯한 밤을 멀리 넘어서 내가 바랬던 곳에 있어줘. Ti sta pegando le vongole, amore. Ah, Guarda che bella quella barchetta che sembra sospesa nell'aria, invece è sull'acqua. Nell'acqua, sì. Nell'acqua, lì c'è anche Molto da coso. foto, non Sì, niente con di... questa nebbia, un po' del mistero. Sì, del Tutta Veneto. questa gente, foresta. Vedere tutti i foresti. Dai che devo andare a pattinare prima che mi trafficano le strade. Un cantiere qua. Andiamo a vedere il cantiere. Madonna, hanno buttato giù quella bella casa con la piscina. Ah, Qui c'era una bellissima casa. che bello guardare i cantieri con la compagna. Di solito tutti i nonnetti, no? Si ritrova a guardare i cantieri da soli, poeti, con mano a a schiena. Sì, E ma quanto non è bello non è ritrovarsi vecchi, perlomeno interiormente, oppure solo fisicamente, e guardare i cantieri con la compagna. Porcelloni. No, cos'è? un idrante. Ma va, come fai a Si essere attaccano qui i vigili del fuoco in caso di necessità, se c'è un incidente. Sì, lo so, ma dove? Qua svitano, c'è anche gli altri. E a venire qua a Cagna per svedere Hanno l'idrante. sempre tutto dietro i E se no può far sono sempre usare? pronti all'uso qualsiasi cosa. Un po' strano. Mamma mia, guarda che goduria, cantieri dappertutto. Stupendo. Non avevo mica avuto voglia di riprendere, però quel giorno finì della carta d'apparati, sì. Fu abbastanza una cosa, diciamo, soddisfacente, no? Ci impiegò praticamente una giornata intera, però era un po' come quando ti rilassi a guardare la TV o a costruire un modellino, no? Ci siamo capiti. È uguale, è stato per me attaccare gli adesivi. Ain't no question. Yo, I've been trying to tell him. Hey, best there is. You heard that? When we talking nothing. Yeah, don't forget that neither. I'm like Sherlock's best. I can detect your ass. Better protect your neck. Got the cat in the mask. Sounds of the Rat Pack. Home for the past apps. Get paid through the Cash App. I'ma pimp slap your snapback right off your fat back. I get the Twitter going just to make me mad. And now I'm on blast. You get blasted with passion. Over the top, now I'ma get savage with these raps that I'm crafting. I stand before you in the flesh, like I got down to the rest. I bless all the possessed. I'm in a session with the top photog on the bed. I'ma pop off and some pop rocks and soda pop, cause we the best. 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 You all looking up to the top of the mountain. Got so much money now I hire an accountant. Making hits on your Facebook page. We breaking out of this cage.